Il vino del futuro è il vino che racconta molto di più di un piacere al palato, di un piacere olfattivo. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di U-Talk. L'ospite di oggi, in tanti lo definiscono come un sardo di mondo, va in giro per l'Italia e non solo alla scoperta di vini e cantine e lavora da anni nel team del Gambero Rosso. È con noi Giuseppe Carros. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Marzia, ciao a tutti. Hai iniziato proprio dicendo la definizione esatta, sardo di mondo. Ah sì? Però devo dirti che la paternità me lo diede anni fa il caporedattore del Gambero, Stefano Polacchi, che tra l'altro è andato in pensione da qualche settimana. Ah, una bella notizia per lui. Per quindi. lui, esatto, la definizione me la diede lui. Mi stava sgridando perché mi diceva non essere troppo sardo, in quanto un po' testardo. Ok. E io, dai, ma io non sono un sardo, io sono un uomo di mondo. E quindi è diventato... No, sardo di mondo, è da lì. E da lì è diventata anche un po' la tua descrizione su tutti, anche sui social, ti descrivi così. Senti, in effetti tu per il tuo lavoro oggi giri davvero in tanti paesi e raccontaci un po' che cosa fai nello specifico, okay. No? Quando vai sì, fuori. È vero, giro tantissimo, per tantissimo intendo più di 250 giorni l'anno. C'è la definizione adesso di questi tempi del nomade digitale. Io più che nomade digitale sono un nomade enologico perché vado in giro in Italia soprattutto alla scoperta, come già hai detto tu, di cantine, ma soprattutto vini. Ma chi li fa i vini? Perché la cosa bella poi del raccontare il vino è raccontare le storie che ci sono dietro le persone. Mi piace anche soffermarmi sui volti, sui gesti, no? E questo per quanto riguarda il mio lavoro in Italia. E la giro veramente tutto, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, passando ovviamente anche per la nostra isola, e poi all'estero, perché la guida di cui sono curatore nazionale dal 2019, noi la presentiamo in 30 tappe nel mondo. E quindi io di queste 30 tappe ci alterniamo con un collega, i 2/3 le faccio. Significa andare a presentare la guida ovviamente Europa, Stati Uniti, ma anche Asia, Giappone. Ho visto che sei stato anche a Nairobi. Dall'anno scorso eravamo già stati in Sudafrica, ma dall'anno scorso anche a Nairobi, appunto in Kenya. Abbiamo aggiunto questa tappa perché sono quelli che si chiamano i paesi emergenti per quanto riguarda il vino e il vino italiano, e quindi noi andiamo a presentare il nostro lavoro. E quindi lì vai a presentare proprio le cantine e i vari vini e funziona così? Lì noi presentiamo, lì sono soprattutto eventi B2B, noi presentiamo il frutto di quello che è il mio lavoro annuale della guida dei vini. La guida dei vini è un grosso volume di più di 1000 pagine, redatto annualmente. Ho un team di più di 70 collaboratori, assaggiamo 40.000 vini ogni anno tra tutto il team e decretiamo quali secondo noi sono i migliori. E presentando la guida presentiamo anche all'estero appunto quello che per noi è l'enologia italiana. E i nostri eventi vengono ovviamente anche dei wine lover, ma vengono anche gli importatori, i distributori, titolari di grosse catene della ristorazione, che grazie al nostro lavoro poi possono monitorare che cosa poter prendere per arricchire il loro portfolio. Senti, ma come è iniziato tutto? Facciamo 2 passi indietro, perché già dalla tua infanzia avevi qualche passione che ti ha portato poi alla passione per i vini? Guarda, allora io sono nato e vissuto a Cagliari, ma le origini rigorosamente sarde sono leggermente più nordiche, perché mio padre era di Borore, mia madre di Sindia, e quindi vicino entrambi questi 2 piccoli paesini a Bosa, dove c'è una denominazione piccola ma grande per prestigio, che è la Malvasia di Bosa, appunto, e diversi miei parenti hanno sempre prodotto vino in maniera artigianale, ovviamente in casa, eccetera. Immagino però, non lo assaggiassi da bambino, però ma è successa anche una cosa, è successa anche una cosa che se vuoi dopo ti racconto. Quindi, come dire, il vino c'è sempre stato, ma non solo perché veniva acquistato, come dire, in enoteca, ma perché era frutto di una produzione familiare, quindi lo sentivo fin da piccolino in maniera più intima, possiamo dire così. Non so
forse è esattamente da quello che è nato tutto, perché poi che cosa è successo? È successo che prima dei corsi da sommelier, che hanno dato un po' il via a tutto, perché come dico sempre io, la patente per chi vuole fare il pilota di Formula 1, no? Si parte da lì. Io in effetti feci il corso di barman. Ah, ok. E sai perché? Perché durante gli ultimi anni del liceo, e pensando anche all'università, mi piaceva l'idea di ritagliare un po' di tempo e guadagnare anche qualche soldino, e quindi nei locali, ma forse perché già lì c'era un'ambizione, lo volevo fare come dire in maniera più alta, quindi mi immaginavo dietro un bancone a fare cocktail. Faccio il corso quindi a IBES e presentai però un cocktail all'esame che aveva, perché c'era proprio la categoria dei cocktail dove si usa il vino. Ah, ok. E presentai una mia ricetta col porto. Col vino porto, che è il grande vino portoghese, eccetera. Però mi ricordo che all'esame mi chiesero che tipo di porto hai utilizzato. E io lì, oddio, perché nei manuali stessi dell'IBES non venivano specificati neanche nei cocktail internazionali, e quindi io caddi su questa domanda. Però da lì dissi, beh, allora la prosecuzione è: mi faccio anche il corso da sommelier, così almeno so colmare queste lacune. Queste lacune. E da lì, diciamo così, che è nata la passione. Ma voglio dire, ormai i corsi da sommelier lo fanno in tanti appassionati che però fanno altri lavori. Per me invece c'è stato un piccolo aggancio, potremmo parlare di sliding doors, per cui io sono riuscito a unire la passione con quello che poi è diventato il mio vero lavoro. E tutto questo è avvenuto nel 2003, perché io nel 2003 lavoravo in uno di quelli che è stato secondo me uno dei primi wine bar puri di Cagliari, stranissimo come locale. Era all'interno di un locale che esiste ancora, che è l'All Square del Corso Vittorio. Quando nacque l'All Square, quel famoso spazio, famoso per chi l'ha frequentato, in fondo al locale, giù di quelle scalette, che era una cripta del 1200, venne adibito unicamente come wine bar e lo diedero in gestione al sottoscritto. E lì avevo elaborato una carta da 100 etichette che davamo tutte in mescita, quindi aprivamo tutto. Per quegli anni era una cosa avveniristica, non solo a Cagliari. E poi che cosa è successo? Che un giorno una mia carissima amica, collega universitaria, tra l'altro collega anche perché una giornalista... Quindi nel frattempo facevi l'università? Facevo l'università. Che ora è Viviana Devoto, che ora vive a San Francisco, fa la giornalista, fa l'inviata da lì e scrive per diverse testate anche importanti. Arrivò con un foglio stampato a 4, perché in effetti da un lato per me non sembra sia passato molto tempo, ma ancora nessuno sapeva che cosa fosse per esempio WhatsApp. Quindi non è che adesso sarebbe assurdo. Invece arrivò con una stampa. Con una stampa. Tu devi fare questo. Era la presentazione della prima edizione del Master in giornalismo e comunicazione enogastronomica. Del master. E quindi io, una volta laureato in lingue e comunicazione, sapendo questa mia passione, ho detto: questo è l'unione tra quelli che sono i tuoi studi che stai portando avanti e la tua passione. Ho fatto quel master lì e al Gambero ci sono rimasto. Quindi da lì poi è nata anche la tua collaborazione con il Gambero Rosso. È nata la collaborazione con il Gambero Rosso, che a differenza di tanti collaboratori che il Gambero Rosso anche attualmente ha, che sono i collaboratori regionali, e alcuni di loro fanno anche una carriera nazionale, io ho fatto un percorso inverso, perché da subito non sono mai partito come collaboratore regionale, quindi che mi occupavo della Sardegna, ma sono partito da subito come uno stagista all'epoca della redazione centrale. Infatti mi trasferì a Roma per il master, eccetera, e quindi fu abbastanza... Quindi subito, ma poi hai iniziato subito a insegnare, anche a fare vari corsi per i sommelier, oppure... Sì, perché poi da lì veramente era veramente
un qualcosa che si arricchiva pian piano mentre passavano i mesi, gli anni, e sembrava che io volessi come dire trovare sempre nuove forme di arricchimento grazie al vino. Sono andato a Bordeaux, ho fatto i corsi da sommelier a Bordeaux, ci sono stato per diversi mesi. Lì ho capito anche quanto mi piaceva insegnare e quindi trasmettere quello che io avevo imparato. Ho iniziato, e sono ancora quelli che mi appassionano di più, con i corsi di avvicinamento al vino, quelli amatoriali, diciamo così. Sono quelli fatti in poche lezioni, perché è lì che capisci anche se chi è di fronte ha una vera passione, poi magari può proseguire nel settore, e poi però devo dire che da lì sono uno dei pochi che al Gambero Rosso può dire di aver fatto ora tutto, perché poi è subentrata anche la TV, quindi la parte televisiva, e l'unica cosa che non ho mai fatto, se non da ospite, perché al Gambero Rosso non c'è e la vorrei fare, è la radio. Ah, vedi, questo quindi è magari è un prossimo step che... sogno di fare radio. Sì. Radio legata ai vini, quindi. Radio legata ai vini, sì. Un programma, un bel podcast che di questi tempi vanno, ovviamente. Brava, esatto. Sì, legati ai vini. E sai perché, Marzia? Perché mentre cresceva tantissimo il cibo e continua a crescere in TV, Gambero Rosso Channel è nato nel 1999, fu il primo canale in Europa a parlare 24 su 24 di cibo, ma forse potremmo dire nel mondo, nel senso che negli Stati Uniti c'erano già dei canali, ma perché erano frutto di emittenti molto più grosse, come la CNN per esempio, che aveva CNN Food, ma se no non c'era un canale indipendente così. E poi adesso lo vediamo, no? Anche nelle TV generaliste, nei telegiornali eccetera. A fronte del cibo, il vino invece è il contrario, cioè il vino toglie l'audience, se tu vuoi far crollare l'audience parla di vino e sarà fatto, È come se tu fai vedere una signora che impasta per fare la pasta fresca o il pane, il giovane, l'anziano, l'appassionato, chi non sa cucinare, chi mangia solo cibi surgelati, lo guarda, è ipnotizzato. Il vino è no. il contrario. E allora io mi sono chiesto, il problema è il vino o come il vino lo stiamo comunicando? Certo. Ecco. E allora da lì mi sono interrogato e ho detto, vediamo se è il problema vino, come lo si comunica. Penso di avere la certezza ora di poter dire che il problema era, a mio modo di vedere, come lo si comunica. Non è il prodotto, ma come l'abbiamo comunicato per tanti anni. Certo, e quindi poi lì si è trovata una nuova chiave per raccontare. Si sta trovando. Beh, piano piano. Però tu per esempio hai fatto anche un format sulla Sardegna che si chiama La mia Sardegna, e quindi poi hai potuto anche girare il territorio qua per raccontare un po' di più della Sardegna e dei vini sardi. Quello è stato un format che è nato durante proprio il periodo più buio della pandemia, quello dove eravamo tutti veramente costretti a stare nelle nostre case. L'inizio io partì malissimo per me, non avevo voglia di far niente, ero proprio, anche perché io atterrai in Sardegna dagli Stati Uniti con l'Italia già chiusa, perché io ero in California, e quindi veramente feci il volo Roma-Cagliari da solo e sembravo in guerra, nel senso che vabbè, poi tutti ci ricordiamo. Però che cosa è successo a un certo punto? Che mi sono dato una mossa e ho iniziato a fare quello che avrei voluto sempre fare, cioè costruire un format mio. Quel tempo in più a disposizione mi ha dato la possibilità di scrivere il format, che ovviamente la scelta della Sardegna era abbastanza come dire, giusta, secondo me esatto. E lì è stata anche l'occasione per sperimentare questa idea che avevo sul vino, e i dati sono stati molto interessanti, perché io controllavo l'audience per vedere se nel momento in cui si parlava di vino, anche in maniera un pochettino più approfondita, c'era qualcuno che cambiava canale. Invece è una trasmissione che
era vantata perché dal primo minuto all'ultimo minuto reggeva l'audience, vino compreso. Però la chiave qual è stata? Semplicemente non rinchiudersi in una cantina ad assaggiare, ma stare il più possibile all'aperto, far vedere i territori, far vedere le bellezze e far vedere che un po' il vino può essere il veicolo per scoprire tante altre cose. Certo. E da tanto mi piace che sei venuto qua, perché da tanto che non parlavamo di questi temi a U-Talk, perché l'ultima volta che ricordo di aver fatto questi discorsi era con Giulia Caffiero, che è venuta qua dalla Danimarca. Giulia è appunto adesso lavora al Geranium e tu la conosci, e quindi è stata tua allieva. esatto, e quindi lei adesso fa analcolici, ma comunque assolutamente, ma comunque l'ho perdonata. Senti, nel 2013 hai aperto un'attività qua a Cagliari, cucina.it, però ancora prima sei stato maître sommelier alla Glassosteria di Cristina Bowerman. Ecco, esatto. Che ricordo hai di quel periodo? Guarda, anche quello è stato, sai quando uno dice posto giusto, momento giusto, tempi giusti? Perché? Perché quando io finì il master, proprio in quel momento, non c'era la possibilità, per me che volevo proseguire proprio dentro il Gambero Rosso, non c'era la possibilità per un rapporto dipendenti stagisti che c'era allora di finire il master e iniziare subito a lavorare come stagista. Mi dissero: ci dobbiamo risentire, il master finì a marzo, ci dobbiamo risentire fra 6 mesi a ottobre. Allora io lì, visto che appartamentino minuscolo, costosissimo a Roma, avevo finito il master, avevo anche finito i soldi, dico che faccio? Torno a Cagliari, almeno lì ho casa e riesco. E invece l'intuizione di dire: ma qualche settimana rimango e sondo un po' il terreno e inizio magari a lavorare nella ristorazione, come ho già fatto nei tempi universitari, che magari mi dà la possibilità di proseguire. Dopo il secondo giorno di un po' di distribuzione di curriculum, mi richiama il titolare del Glass e mi dice se volevo iniziare praticamente subito. Forse era giovedì, dopodomani può andare bene. Io pensai sicuramente hanno un problema perché sabato sera mi vorranno come extra, non mi dicono niente, poi non mi chiamano mai più. E fatto sta che invece no, iniziai. La chef che è ancora la chef lì, adesso tra l'altro è lei l'unica titolare, era arrivata pochi mesi prima, quindi stava proprio costruendo una squadra. Quindi io iniziai subito full time, assunto come sommelier, ma poi presi subito la direzione della sala e ci rimasi tantissimo tempo. E a un certo punto però arrivò anche ottobre. E si presentò di nuovo la possibilità del Gambero. Certo. Che cosa è successo, Marzia? Che io praticamente inizio questo stage al Gambero di 6 mesi, e in questi primi 6 mesi io facevo lunedì, venerdì, di mattina in redazione, finiva alle 18 in redazione, alle 18:30 andavo da Glass. Attaccavo l'altro turno. E qual era poi il problema? Che al Gambero in redazione avevo il sabato e la domenica liberi, ma da Glass il giorno di chiusura, quindi il giorno libero, era il lunedì. Che comunque tu ce l'avevi occupato. Che io ce l'avevo occupato. Quindi era un bel full time del incredibile, cioè io andai avanti, 7. però 6 mesi va bene, si possono affrontare. E allora c'erano i contratti a progetto, ce li ricordiamo. Sì. E che cosa è successo? È successo che mi prorogano con un piccolo contratto a progetto post stage di altri 6 mesi. E io dico: però se lascio il Glass e non è una garanzia, altri 6 mesi con lavoro, bene, questa cosa è durata 1 anno e mezzo. È stato, immagino, 1 anno e mezzo tosto. Ecco, sì. Però questo secondo me fa capire tante cose, no? Quando tutti diciamo la passione, però lì la passione ti misura veramente, nel senso che se non ci fosse stata una vera passione, perché è ovvio che certi giorni mi sentivo stanco, ma era una stanchezza fisica, cercavo di dormire di più e quando potevo e la recuperavo, non avevo una stanchezza mentale, perché la mattina in redazione io ero una spugna, perché lavorare in redazione di Vino al Gambero è una roba incredibile, ma la cosa bella è che in quel ristorante anche la sera continuavo a trattare di vino e
quelli che poi allora erano i miei capi sono diventati poi dei colleghi alla pari con me, venivano al ristorante, stappavano delle bottiglie, io ero un brodo di giuggiole. Se non fosse stato così, 1 anno e mezzo non sarei riuscito, ecco. E poi da lì a un certo punto mi fecero un altro tipo di contratto, io veramente col cuore in mano dissi alla chef Cristina che avrei lasciato, ecco. Ho così, capito. sì. Qual è secondo te il ricordo più, non so, che ti è rimasto più impresso comunque di questi anni? Non so se è legato magari alla parte iniziale della tua carriera o successivo. Hai qualche ricordo emozionante che ti viene da raccontare sempre magari davanti a un bicchiere di vino con i tuoi amici? Sì, ne avrei tanti, ma sicuramente ce n'è uno che racconto sempre, che sembra veramente un qualcosa di inventato per questa coincidenza incredibile. Io ero già sommelier, quando tu sei sommelier rimani iscritto all'associazione, quindi all'AIS, Associazione Italiana Sommelier, annualmente paghi la quota, ti arriva la rivista e la guida dei sommelier, che continua a essere fatta, è la guida vite, e qui che questo bel volume che mi arrivava in un compleanno, ma prima che io iniziassi il master, un gruppo di miei cari amici mi regalò la guida del Gambero Rosso. Ok. E già qua potrebbe essere visto poi quello che è successo, ma la cosa più interessante c'era lo zampino di una donna dietro questo, come dire, dettaglio, fu il biglietto d'auguri. Era una foglia di vite essiccata e quindi c'era una scritta sopra la foglia di vite essiccata, già questo si vede, la dovizia di dettaglio. Però che cosa recitava il biglietto di auguri? Per ora solo lettore, con l'augurio in futuro direttore. E io leggo questa roba come, voglio dire, come uno che magari sta pensando di iscriversi a un piccolo corso di recitazione e viene citato Hollywood, no? Perché per me il gambero quello era, anche perché grazie a Sky e alla TV io già lo vedevo, quindi vedevo anche lì rispetto a, sai, internet, il sito erano dei siti statici eccetera, e quindi è ovvio che la TV, lo sappiamo, entrava nelle case di tutti noi, quindi per me era già questa cosa mitologica, il Gambero Rosso. E quindi adesso, ricordando quell'episodio, sicuramente dici caspita, è stato azzeccato quel biglietto. Dico veramente caspita. E poi te ne dico un altro, però questo riguarda veramente la mia vita lavorativa. Durante la prima serie della mia Sardegna, perché in tutto doveva essere una serie e basta, poi andò molto bene e Gambero Rosso Channel in collaborazione con Sky disse qui ci vuole la seconda serie, andò bene anche la seconda serie, siamo arrivati addirittura a 3 serie, ma durante la prima serie uno dei miei intervistati fu Gavino Sanna. E questa intervista poi, per esigenze, tu lo sai bene, televisive, gli slot delle puntate sono di mezz'ora in cui ci deve rientrare tutto, il ristorante, i miei giri, le noteche, e quindi nella puntata si presero veramente le parti salienti, ma quell'intervista durò tantissimo e il regista, tra l'altro una persona di Roma, Giampaolo D'Amato, un grande professionista, appassionatissimo di Sardegna, non riusciva minimamente, perché aveva la pelle d'oca, a cercare di tagli eccetera. Era anche lui emozionato perché disse si poteva fare veramente una puntata solo così. Su quello, E mi emozionò intervistare un grande sardo con una carriera incredibile, tra l'altro nel mondo pubblicitario, in un'era digitale che ha completamente cambiato tutto, stravolto tutto, ma sentire anche alla luce dei suoi anni questa sua voce, come dire, pacata, che può sembrare debole, ma è una voce veramente invece molto convincente di quello che ti dice.
e addirittura se vedere le mani e il suo timbro di voce quasi tremante dalla commozione. Ecco, a proposito di passione, lui ricordandosi proprio di tutta la sua carriera fu veramente incredibile. Penso che sia una delle cose più belle che ho fatto. Bello. Senti, adesso parliamo anche di contenuti che mi sono ovviamente confrontata con la redazione per capire, noi da ignoranti in materia, magari qualche domanda che può essere utile a tutti, tipo se voglio fare una bella figura, no? Voglio un abbinamento azzeccato, vale la pena sdoganare il classico vino dolce, no? Cioè, che consiglio dai? Una cosa che magari uno non si aspetta e dici faccio una cena e propongo un vino con un qualcosa di un piatto particolare. Che cosa proponi tu? Facci un esempio. Sì. Allora, guarda, hai centrato perché mi piace moltissimo osare, ma non tanto per farlo strano, perché sarebbe un esercizio di stile che non serve a niente, ma perché poi il vino è veramente così sfaccettato che ridurlo, faccio un esempio così ci capiamo, a il bianco col pesce, il rosso per la carne, ci perdiamo un mondo. Prima di tutto perché non esiste il vino bianco, ma esistono innumerevoli vini bianchi, esattamente come i pesci, no? Voglio dire, una sogliola bollita non può essere come un trancio di tonno, per esempio, no? Quindi è evidente che questa cosa la potremmo dire se ci fosse un vino e un pesce sulla faccia della terra. Certo. Infatti ci sono dei vini bianchi che hanno molta più struttura, corpo, persistenza di alcuni rossi, e quindi magari ce li mettiamo con la carne, per esempio. C'è una regola che io dico però da lì non si esce, ed è una regola che bisogna seguire per non incappare in nessun tipo di errore, cioè il vino dolce si può abbinare con delle pietanze salate, un passito e un formaggio, la cosa più classica, e va benissimo. Abbinamento per contrasto. Il contrario, questo veramente è una regola aurea, il contrario, cioè se ho un dolce inteso come un dessert, che sia meno dolce, che sia più dolce, non importa, un dessert, io lì ci devo mettere unicamente un vino dolce, niente abbinamento per contrasto, perché se no il rischio qual è? È quello di sentire il dolce stucchevole, quindi dove lo zucchero non dà più piacere, ma diventa una cosa veramente che stufa, ma soprattutto il vino lo sento molto 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 amaro. Quindi mi stai dicendo che se al ristorante non ho ancora finito il mio calice di vino, non devo ancora ordinare il dolce, lo finisco e poi dopo ordino un... giusto? Brava, bravissima. Non posso mischiare la fine con il dessert. Che molte volte si fa, perché magari è normale che uno abbia ancora un po' di vino e dice no, meglio. Io molte volte mi dicono ma non mangio ancora il dolce, voglio finire questo goccio di vino e poi mi godo il dolce. Assolutamente. Sai perché è un errore che viene fatto sempre? Viene fatto sempre perché parte tutto, questo grande errore, da le grandi bollicine, pensiamo ai Franciacorta, Champagne eccetera. Siccome sono decretati come i vini del brindisi, del festeggiamento eccetera, quindi che cosa succede? Un compleanno, per esempio, torta finale, ho portato una bella bottiglia, magari anche un grande champagne, che ne so, ma quell'abbinamento lì, e poi il consumatore, se non è addentro il mondo del vino, non pensa è un abbinamento sbagliato, pensa che il vino non sia buono, non si rende conto che è l'abbinamento che stride, perché il vino che lo sentiamo proprio molto 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 amaro, quindi veramente valgono tante cose, anche le più strambe e stravanate trovano un loro senso, questo no. È una regola da cui non si può. Ci sono delle bollicine dolci, sono meno, come dire, diffuse, meno conosciute, eccetera, e allora va benissimo se uno vuole proprio fare il brindisi, ma non le classiche bollicine secche che invece vanno benissimo per essere abbinate a tutto pasto. Ma siccome tu mi hai chiesto un qualcosa di bizzarro, io ne ho scritto anche da poco sul gambero, proprio perché i vini dolci per tanti motivi vivono un loro periodo di declino.
perché sono quelli del fine pasto. A fine pasto uno magari si deve mettere alla guida e quindi magari si concede un bicchiere, ma non di certo il bicchiere finale. Per tutta una serie di motivi non sono più, come dire, consumati come un tempo. E in Italia è un peccato, perché è un patrimonio incredibile che noi abbiamo, quello dei vini dolci, come tradizione, anche grazie a delle uve che si prestano molto molto bene. E allora io ho detto, proviamo a abbinare questi vini con delle pietanze salate, ma non da fine pasto, quindi formaggio e vino dolce, anche all'inizio. Uno può storcere il naso, però io dico sempre, ricordiamoci che liquori ci beviamo, uno italiano famosissimo, come aperitivo. Sì. È a 18 gradi, certo. È dolce, eppure è l'aperitivo italiano per antonomasia. Quindi non è così strano se uno beve un vino dolce, magari non troppo strutturato, non troppo pastoso all'inizio, e lo abbiniamo per contrasto, quindi con un antipasto. Funziona molto molto bene. Te ne dico uno su tutti. Vai. Che per me è proprio l'apoteosi. Moscato d'Asti, quindi cito la denominazione, ognuno sceglie quello che vuole, che è un vino piemontese, ovviamente fatta ad Asti, 5 gradi alcolici, quindi anche in termini di low alcol è perfetto per questi tempi, ha una bollicina finissima, non è neanche considerato un vino spumante, ma è un vino mosso semplicemente, molto molto debole di corpo, con una dolcezza appena accennata. Abbinamento perfetto? Con l'ostrica. Bene, quindi ce la segniamo questa, Lo ha detto Giuseppe Carrus. Niente ostriche e champagne, ostriche e moscato d'Asti, perfetto. Altra cosa su cui stavamo un pochino dialogando con la redazione, quando appunto da non sommelier, ma mi apro la bottiglia davanti, mi farò fare l'assaggio, no? Quando è che io la posso rimandare indietro la bottiglia? Solo se sento l'odore di tappo o c'è qualche altro segnale che devo cogliere? Che domanda difficile. Allora, in effetti l'assaggio, a differenza di quello che si può pensare, non è perché noi dobbiamo dire se ci piace o non ci piace, anche perché immaginiamoci, se fosse così, un ristorante dovrebbe stappare magari innumerevoli bottiglie. Certo, fino a quando non trova quello. Esatto. E quindi che cosa succede? Che l'assaggio è per vedere se il vino non abbia dei difetti. Ok, qual è il difetto per cui magari non c'entra niente il vino prodotto, ma è qualcosa che arriva dall'esterno, chiamiamolo così, il sentore di tappo, nel senso che i tappi di sughero, che sono delle chiusure perfette, sono naturali, poi noi in Sardegna ne sappiamo qualcosa perché abbiamo le sugherette migliori al mondo per la produzione di tappi di sughero, però molto spesso, nonostante la tecnologia sia andata avanti, c'è un qualcosa che parte dalla pianta, non si riesce a riconoscere anche con le strumentazioni, i macchinari, il tappo è assolutamente perfetto, ma poi questo qualcosa si sviluppa e dà il famoso sentore di tappo. Nel vino non c'entra niente, ma appunto il tappo ha sostanzialmente influito e il vino è, non dico imbevibile, ma quasi compromesso. E cosa succede quando lo rimandano indietro? Viene buttato? Ma guarda, no, perché se la filiera, molte volte sì, però se come dire, la filiera è fatta di rapporti di fiducia, è la cantina sempre che si fa carico di ciò. Quindi cosa succede? Il ristoratore lo rende al suo distributore, il distributore lo rende alla cantina e la cantina ridà questa bottiglia, perché è un problema di cui si fa carico la cantina. È ovvio che ci deve essere un rapporto di fiducia, e infatti questo avviene se io riporto la bottiglia col tappo incriminato, ma anche perché lì faccio un favore alla cantina che, guardando il lotto, poi magari fa un controllo sugli altri tappi. E soprattutto vede che il vino non ce lo siamo scolati e poi abbiamo detto che sa di tappo, ovviamente.
Gli altri casi sono molto discutibili perché ci potrebbe essere un'ossidazione precoce, però è molto opinabile quella cosa lì, capito? Il vino è una materia delicata, magari una botta di freddo, una botta di caldo, il tappo che non ha aderito bene, è entrato troppo ossigeno e quindi è come se si sia deteriorato, chiamiamolo così, prima del tempo, però è molto opinabile. Il tappo è tappo. Quindi il vino la si rimanda senti anche da indietro inesperto solo se sa di tappo, se no lo prendiamo. te lo bevi. Anche perché, attenzione, sì. Adesso che ci sono dei tappi alternativi, il tappo a vite, il tappo in vetro, tappi di silicone, tra l'altro molti tecnologicamente avanzati, non dobbiamo considerarli come tappi di serie B, assolutamente, però sicuramente non possono avere il problema di tappo ed è bellissimo, e ti assicuro, Marzia, che succede anche tra persone che si dicono esperte, no, non va bene, sa di tappo, e magari non si è accorto che il tappo non era un tappo di sughero, e allora lì per ci fare fai quella figuraccia meglio condividere quella bottiglia. Certo. Senti, ma i sommelier, cioè, tra di loro poi bevono anche, o fanno solo gli assaggi? Bevete anche il calice completo? Ma allora, oppure sei stufo e poi quindi a casa con i tuoi amici non ne vuoi più sapere? Non credo, però a volte gli chef, per esempio, mi dicono: io a casa non cucino. Voglio capire se la stessa cosa è per un esperto di vino come te e i sommelier in generale. No, allora, posto che è ovvio, lo sappiamo, però bisogna sempre ribadirlo. Il vino, come tutte le sostanze che hanno al loro interno dell'alcol, bisogna utilizzare la moderazione, e questo è giusto ribadirlo. Certo. Detto questo, io non ho mai creduto a un degustatore di vino, un professionista che poi, tra virgolette, è astemio o beve pochissimo, ma esistono, non è il mio caso. Okay. Anzi, la cosa bella del vino, per quanto mi riguarda, è che continua ad appassionarmi, quindi continua a godere se voglio bermi una bottiglia con la persona che amo, bere una bottiglia con un gruppo di amici, e lì mi interrogo, perché dico, ecco, se continua ad appassionarmi vuol dire che il lavoro mi continua a piacere, non mi sta facendo stufare di quello che è stato veramente prima di tutto un piacere edonistico, e quindi ecco, io non faccio parte di quelli che non bevono. Okay. Senti, ci andrai al Vinitaly? Oh, non lo sai? No, ho la stanza prenotata da un anno all'altro. Quindi per forza, non era una domanda. No, assolutamente non posso mancare. Secondo te qual è il futuro del vino? Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo ancora scoprire? Sì, più che dobbiamo scoprire, ti dico questo, Marzia, noi siamo arrivati in Italia dopo tanti anni, perché tolte alcune regioni che hanno fatto questi ragionamenti veramente da decenni, penso al Piemonte, penso alla Toscana, penso in alcune zone al Veneto, poi per il resto dell'Italia, fino a qualche decennio fa, il vino rimaneva un qualcosa di molto diffuso, ma una pratica contadina, no? È un bene di consumo che doveva assolutamente essere presente in tavola, ma non l'abbiamo mai concepito come la scuola francese, come prodotto di prestigio, eccetera. Ora siamo arrivati a che livello? Siamo arrivati a un livello altissimo di qualità, dove per qualità non intendo una qualità, come dire, bei profumi, bel palato, sì, anche quello, ma è una qualità per cui il vino trasmette il territorio, che sembra una cosa filosofica, ma è veramente così, cioè trasmette un clima più caldo, più freddo, il suolo, la mano dell'uomo, intesa non come la mano di un singolo che ha le sue pratiche, ma la mano di una comunità che si confronta e cerca di produrre per quel territorio il vino sempre nel migliore modo. È un prodotto di alto artigianato, lo definisco io, anche perché di artigianato in tanti settori in Italia lo conosciamo molto bene, pensiamo anche alla Sardegna e all'artigianato che c'è in Sardegna, però ci sono, ed è il motivo anche di una certa crisi del vino, non sono solo di certo i dazi di Trump che stanno, come dire, scuotendo il mercato, perché a fronte di questo ci sono anche tanti vini, permettetemi di dire, inutili, banali, non perché non siano buoni, attenzione,
Anzi, con la tecnologia magari fanno il compitino e sono perfetti, ma non ci trasmettono nulla. Sono solo delle bevande che hanno un po' di colore, hanno l'alcol, ma poi di tutto questo di cui stavo parlando, di questo lavoro di artigianato, non ci danno nulla. Quei vini non servono a nulla. Quindi il vino del futuro qual è? È il vino che racconta molto di più di un piacere al palato, di un piacere olfattivo. Ci riesce a raccontare tanto. Poi è ovvio che ci sarà l'appassionato che dietro questo racconto vorrà approfondire, è quello che vuole semplicemente godersi un bicchiere di vino. Ma tutti i vini banali che non raccontano niente, ecco, quelli non troveranno mercato. E io devo dirti la verità, se fosse così sarei anche contento se alcune realtà che hanno voluto produrre, come dire, puntando alla quantità, non ci saranno più. Perché dire che il vino è cultura è vero se veramente poi mi trasmette cultura. Se no, do una definizione e concludo. Sì. Non è mia, ma da quando l'ho letta l'ho fatta mia perché è molto bella. Due colleghi critici di vino che in una sorta di manifesto nel loro blog diversi anni fa scrissero: ci piace pensare che il vino è geografia liquida. E questo è molto bello perché sappiamo quanto è importante la geografia, e chi conosce la geografia è anche quel curioso che vuole scoprire nuovi posti, che ama viaggiare, eccetera. Il vino è veramente geografia liquida. Bello, mi piace concludere così perché ci dà anche lo spunto per magari andare a vedere davvero più posti e conoscere davvero che cosa c'è dentro quei territori, anche dal punto di vista appunto del vino. Giuseppe, è stato un piacere averti qui con noi, anche piacere perché mio. So che poi scapperai di nuovo via. Qual è la prossima meta? Sempre Roma. La prossima meta è assolutamente Roma, ma mi aspetta un bellissimo viaggio tra qualche settimana tra Messico e Canada. Bello, molto bello. E lì vai a presentare i vini italiani? Assolutamente sì. Ok, per la patria. Per la patria, assolutamente. Del vino. Patria. Grazie Giuseppe Carros di essere stato con noi, e noi ci ritroviamo come sempre alla prossima puntata di U-Talk. Ciao a tutti!